Ha assoldato un albanese di 32 anni per recuperare un credito che diceva di vantare nei confronti di un imprenditore di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, ma è finito in manetta insieme al complice quando la vittima, stufa delle continue richieste di denaro, si è rivolta ai carabinieri. Ora il presunto mandante, un imprenditore 37enne di Massanzago, agli arresti domiciliari, mentre l'albanese è in carcere accusati di estorsione. Tutto parte nel gennaio scorso, quando si avvia una causa civile per 40.000 euro. Il creditore, forse convinto di aver diritto ai soldi, con le buone o con le cattive, entra in contatto con l'albanese, che secondo le indagini inizia a minacciare l'imprenditore veneziano chiedendogli 5.000 euro. In caso contrario avrebbe fatto del male a lui e alla sua famiglia. Alla seconda richiesta la vittima si rivolge alle forze dell'ordine che lo accompagnano alla consegna nella piazza di Trebaseleghe. Questo albanese, conosciuto nell'ambiente come mastino delle riscossioni di denaro, soprannominato Giorgio, minacciando lui e la famiglia di ritorsioni, si è fatto consegnare una prima volta 5.000 euro, poi continuando il debito, la richiesta continuava a diventare sempre molto più esosa, la persona offesa si è decisa a rivolgersi alle forze dell'ordine. L'albanese, secondo la ricostruzione, avrebbe anche proposto alla vittima veneziana di picchiare il mandante, convinto forse di poter guadagnare dei soldi da entrambi gli imprenditori. In un momento dell'attività di indagine l'estorsore albanese dapprima si era fatto portavoce dei crediti del mandante e in un determinato momento si è proposto alla parte offesa di vendicarsi nei confronti del mandante, proposta che è stata immediatamente rifiutata dalla parte offesa.